anche in notturna, anche se chiaramente qui al chiuso la mattina piuttosto che la sera o la notte fonda non cambia, no? No. È sempre questa, insomma, qua ci sono finestre, ecco. No, qui siamo nella vecchia cantina dei vini. Bene, siamo sempre sulla notizia perché non vorrei sbagliare, ma sicuramente nel momento in cui stiamo andando in onda anche in diretta, a parte che poi sarà in podcast, quindi sempre disponibile questa intervista da qui all'eternità, quindi deve essere appena stato il compleanno di Gino Veronelli, non so se lei di Bergamo Alta, sì, ecco, sì. So che ricorreva il compleanno praticamente ieri rispetto al momento in cui siamo in diretta, quindi il 29. Poi sentivo in una diretta dal San Carlo di Napoli, una diretta c'è stata ieri, posticipo praticamente del Don Carlo, si parlava anche di tutta la programmazione, quindi anche di titoli di Donizetti, che molto probabilmente era, non so, forse Gino Veronelli è nato lo stesso giorno, no, è morto forse, comunque, o viceversa di Donizetti, cioè questa, quindi siamo sempre su una notizia, poi c'è qualcosa che non possiamo dire. Sì, dobbiamo possiamo dire. Riservata. Ecco qua, ecco, quindi io sono qui sulla notizia perché io ho sempre, come dire, anche un po' immaginato questo albergo, perché sapevo di un ristorante a Bergamo Alta, no, Stella Michelin, eccetera, eccetera, e sapevo che doveva poi aprire questo albergo, poi diciamo che delle volte sono a parte prima il ristorante, arrivano appunto le camere, e quindi le camere sono arrivate nel 2018, perché nella wifi chiaramente è portato, questo già lo sapevo. E noi abbiamo aperto il 18 giugno 2018. Di questo bell'albergo, diciamo anche design, con opere d'arte contemporanee, comunque recenti, perché poi il contemporaneo non può durare in eterno, chiaramente. Sì, abbiamo recuperato queste opere qui da un artista architetto che ha arredato il lounge dipinte a mano sull'aiuta. Quindi bene, complimenti, anche perché Bergamo Alta merita. Sì. Ecco, merita chiaramente alcune camere come appunto avete fatto voi. Allora, il nome delle Funi. Allora, il nome delle Funi, la scelta di un nome è sempre molto delicata, sempre molto complicata. Avevamo addirittura dato mandato a varie agenzie, eccetera, eccetera. Poi casualmente è nato il nome Le Funi, che è rimasto, è piaciuto, è rimasto, perché quando si dà un nome un po' come scrivere sulla sabbia, no? Al mattino ti svegli e dici, ostra, non mi piace più quel nome lì. Invece Le Funi è rimasto, prende riferimento naturalmente alle funi della funicolare, che passa proprio accanto a noi. Infatti in ogni stanza ci sono i riferimenti delle funi. Ecco, questo è il motivo, che in inglese come si chiama? Come è iniziato questo progetto? Io pensavo fosse la solita cosa, chiaramente un albergo che deve aprire, no? E che quindi poi si affida a un celebre chef e quindi apre in grande stile, magari apre prima ristoranti. Ci sono altri esempi anche adesso, insomma, in questo momento in Italia come appunto all'estero, quindi sembrava appunto un'operazione di questo genere. Poi sì, diciamo che noi abbiamo aperto questo albergo qua, abbiamo ristrutturato tutto, l'abbiamo sventrato e rifatto, e c'è stato un anno che era già un albergo, si chiamava Gourmet prima. Ecco perché c'è parcheggio Hotel Gourmet. Hotel Gourmet, sì, perché ci sono alcuni riferimenti che io ho lasciato, perché qualunque bergamasco che ha un minimo di storia si ricorda il Gourmet. Ma era forse dedicato a Gino Veronelli, perché Gino Veronelli, se non vado errato, era probabilmente stato anche chef, deve essere stato chef anche no, chef, lui è stato, nel senso, è il grande esperto di vini, chiaramente poteva cucinare, quindi esperto di vini, spirits, eccetera, eccetera, conduttore televisivo di trasmissioni anche popolari. Ecco, sì, perché, io sono molto distante da questo tipo di... Io faccio imprenditore nel mondo dell'edilizia, questo è stato un investimento con la ristorazione, non per me storicamente, quantomeno. Per cui, ecco, conosco poco tutti questi... Sì, Veronelli lo conosco, ho sentito nominare, ma io non ho grandi conoscenze in questo mondo. Ripeto, questo è stato fatto proprio per amore della location.
ma che non ha niente a che vedere con un investimento di business piuttosto che, ma semplicemente per amore. Bene, ma dopo poi comunque le eccellenze, no? Alla fine si collegano fra di loro ugualmente. Quindi anche che si va al ristorante, si vede che so un'opera d'arte, un Armand, un violino di quelli, no, sezionati, questo artista di vista, cose di questo tipo, quindi diciamo che anche i gourmet possono scoprire l'arte e appunto viceversa. E quindi bene, quindi io le racconto un aneddoto divertente. Io il 15 febbraio 2020, siccome l'investimento... Cioè il giorno dopo di San Valentino? Il giorno dopo San Valentino, lo ricordo perché l'investimento è stato importante. Abbiamo l'ultima fattura elettricista, il 19 di febbraio si è scatenato naturalmente questo mega guaio del Covid. E per cui proprio nel momento in cui stavamo andando proprio, insomma, stavamo cominciando a crescere e abbiamo preso una decisione di cui siamo molto orgogliosi e siamo l'unico albergo a Bergamo che è rimasto sempre aperto. Noi non abbiamo mai chiuso. Quindi avete utilizzato le camere col ristorante? No, il ristorante era chiuso, sempre rimasto chiuso. Noi abbiamo tenuto aperto l'albergo perché appunto, siccome questo qui è un investimento un po' fatto per amore, non vive di dinamiche veramente solo di business, ma un po' di cuore. Per cui qui c'erano i giornalisti che sono arrivati perché Bergamo non si è ancora capito perché è stato un po' l'epicentro di tutto questo casino nel mondo. Per cui sono arrivati qui i giornalisti e io a un certo punto ho deciso, a questo punto se dobbiamo morire, moriamo da capitani sulla nave, anziché come criceti in gabbia, per cui siamo rimasti sempre aperti, un giornalista, 2, 3, perché arrivava tutto il mondo, BBC, era l'albergo di Bergamo, l'unico albergo aperto come si è parlato anche oggi perché non è ancora mezzanotte, e quindi a Rubiera, da Arnaldo, clinica gastronomica da 64 anni, Stella Mission, cioè dalla prima edizione del 1959, stanno mantenendo la stella, hanno delle camere e quindi non hanno mai chiuso, ma anche Cavalieri Hilton a Roma con Heinz Beck, ristorante 3 stelle Michelin, è rimasto aperto, quindi c'era chiaramente la cena per gli alloggiati. Sì, noi avevamo organizzato un ottimo catering, molto carino, che si cenava qua proprio nel lounge. Ecco, veniva usata questa. Sì, noi sono stati praticamente, non dico 2 anni, però. Io ho deciso di restare aperto. Non so se è stata la cosa giusta o sbagliata, comunque noi avevamo deciso di tenere una luce sulla città, per cui ne siamo abbastanza orgogliosi. Tutti qua, quelli che hanno combattuto con noi, credo, abbiamo lavorato, possiamo lamentarci. Certo, comunque in gennaio, febbraio, marzo molto piatti, ma da aprile noi abbiamo lavorato, insomma, poi Bergamo è una città che sta crescendo anche in modo organico, senza eccessi, un po' alla bergamasca, insomma, è gente molto pragmatica, per cui ci si muove sempre senza in media stat virtus, insomma, no? Virtù stanno nel mezzo, per cui senza né eccessi né sopra né sotto. E poi noi andiamo avanti così, ci aspettiamo un bell'anno l'anno prossimo, essendo Bergamo capitale della cultura. Sì, Bergamo Brescia, insomma, sono 2 capitali della cultura, sono state nominate probabilmente per il discorso del Covid, anzi no, probabilmente di sicuro. Per cui ci aspettiamo un buon anno, adesso siamo ancora qua noi. E ci saranno delle sorprese, quindi io mi soffermo un po' su questa colazione, breakfast, che viene fatta in moltissimi alberghi dove c'è magari un famoso chef, viene curata magari dal cuoco in questione, ma non sempre. In questo caso voi avete... No, noi facciamo una colazione di altissimo livello. È tutta scelta a chilometro zero, perché abbiamo fatto questa scelta di fornire sia dolce che salato, e addirittura abbiamo introdotto adesso sempre gratuitamente le spremute con le arance che arrivano dalla Sicilia, abbiamo introdotto i centrifugati, 2 centrifugati sempre gratuitamente a richiesta, che forniamo a richiesta, per cui abbiamo una colazione molto buona. Poi noi soffriamo un po' questo posto, forse un po' piccolo, però riusciamo a gestirlo. Poi, piccolo perché quante camere abbiamo? 16, quando arriva il bel tempo noi le terrazze le serviamo all'esterno. Poi le posso dare la novità, noi a breve
insomma, essendo che ci sarà un cambio molto probabilmente per la ristorazione, forniremo le colazioni del mese d'inverno nel ristorante. Sì, lo faremo molto presto, insomma, ci stiamo organizzando per fare questa cosa, in modo tale che la struttura sia un po' vissuta anche come se fosse una cosa unica. Un po' per sdrammatizzare, lei molto probabilmente conosceva questo chef più stellato che abbiamo in Italia, una sorta di Allentucasti, Enrico Bartolini, e poi ci sono quelli che conoscevano la vecchia data Enrico Bartolini, viene in mente un ristorante per in là in Toscana, che ha avuto questo famoso chef, però non è riuscito a prendere la stella. Questo ristorante ha preso la stella, avevo un ristorante magari con 2 stelle, però non riusciva come molti maschi, piuttosto che poche. Ad esempio la prima che è riuscita a fare il bis, aveva un ristorante suo, Valeria Piccini, di Caino a Montenerano, dopodiché i maschi, in particolare questo Enrico Bartolini, è riuscito adesso praticamente qualsiasi cosa tocca, ovviamente 3, 2, 1 stella abbiamo visto, quindi ha trovato la formula giusta, evidentemente giusta non aveva la prima stella a Milano, ecco, quindi era lo chef che è stato per tanto tempo, un ristorante come capo, no? Questi, sì, io sono Andrea Breton. Sì, io sono un imprenditore, insomma, vivo. Cioè, lei va al ristorante, ecco, quindi capita di andare in qualche ristorante, di conoscerli, quindi. Diciamo che siamo sempre, insomma, è un po' il punto di riferimento. Poi, insomma, Bartolini, insomma, lui fa il suo percorso. Perché Bertolini stava in realtà, si diceva Milano, ma in realtà stava fra qui e Milano, stava in questo posto dove si vede l'autostrada, c'è gli altri clienti, e poi si è posizionato a Nudec, altri clienti, e poi si è posizionato a Nudec, in un museo, ed è forse l'unico al mondo in un museo che si può prendere 3 stelle. No, direi no. Quindi bene del momento, perché poi col 2023 saranno appunto delle cambiamenti, noi siamo sempre qua per crescere, per migliorare. Quindi dovrò ritornare. Sì, è benvenuto. Antico. Sta diventando un po' una doniera, per cui sei un po' chiuso dentro queste mura. E devo dire che Bergamo, io sono bergamasco, nato qui, è diventata Bergamo alta, effettivamente Bergamo bassa. Però sta diventando molto bella anche Bergamo bassa. Sta migliorando. Caspita, altro che fate un sacco di lavori, anche Bergamo bassa sta diventando molto bello. Poi c'è l'aeroporto, praticamente. L'aeroporto, chiaro, che ha portato lavoro a tutti i livelli, anche perché è diventato il terzo hub d'Italia, dopo Fiumicino, dopo Malpensa c'è Bergamo, soprattutto Venezia, per cui è diventato il terzo hub d'Italia, Bergamo, per cui porta milioni di persone. E Bergamo si posiziona per un turismo anche d'élite, in un certo senso, di gente che vuole proprio venire qui. Non solo quella di passaggio, perché magari sta una notte, perché poi deve andare a Roma, Firenze, a Venezia. E invece c'è molta gente che sempre di più conosce la città, l'apprezza e ci torna. Vedo che avete anche una lista di ristoranti che consigliate. Sì. Ecco. Sì. Non c'è più il Colleoni, mi ricordo in piazza c'era questo. No. Non c'è più. Credo che non ci sia più e credo che sia stata proprio cambiata gestione, sia proprio stato venduto. Che è cambiato il nome. Sì, completamente. Sì. È finita un'epoca. È finita un'epoca. Noi faremo un cambio a breve, sempre in ottica di crescere, insomma. Per migliorare, dare un servizio sempre migliore agli ospiti. Ripeto, poi questo posto nasce per creare armonia, per creare bellezza, cultura, storia, per cui il mio personale è tutto formato anche per descrivere anche un po' la città. Per cui noi facciamo molto storytelling sulla città, su quello che si può mangiare, su dove andare. Il personale è formatissimo su quello che sono gli aspetti di cultura della città, per cui l'Accademia Carrara, anche che cosa c'è all'interno dell'Accademia Carrara. Perché io penso che una città cresce in modo armonico se tutti danno il loro contributo. Un po' ognuno il suo piccolo, però dà il suo piccolo contributo. Perché noi promuoviamo non solo noi, che ovviamente dobbiamo promuovere noi, ma la città.
che merita, che è bella, che sta diventando sempre più bella, una città sana, pulita, ben gestita, ben governata, e come i bergamaschi, come insomma ormai sanno tutti, anche gli italiani, sempre di più, è gente molto pragmatica, molto, molto concreta, molto solida. Io quando vengo qui, anche stasera tra l'altro, vengo qui in Salvo, vedo alta, passo sempre davanti dove stava Vittorio, di cui prima, e infatti molte volte in radio dico che si trovava, prima di Brusaporto, si trovava appunto dove adesso c'è una banca, però mi sembra che adesso ci sia un'assicurazione generale. Non lo so, può darsi, sì. Cioè, però ecco, io ero bambino e a 55 anni Vittorio era già Vittorio. E io ho 55 anni e Vittorio era, quando ero bambino io era già Vittorio. Ristorante di pesce, 2 stelle Michelin, e adesso il migliore catering in assoluto per grandi appunto eventi e quartier generale chiaramente. Sì, per noi bergamaschi il riferimento è sempre Vittorio. Ecco, bene. E tra l'altro è il primo dei ristoranti italiani nella lista, quella fatta dai francesi, e comunque da Vittorio hanno anche 2 ristoranti, 2 stelle Michelin, mi sembra, non so se a Shanghai e uno a St. Moritz, comunque uno in Cina e uno a St. Moritz qua, è abbastanza, ecco, abbastanza unico. È vero il record anche di Enrico Bartolini in Italia, però non so se è meglio essere profeti in patria, certe volte è meglio essere profeti all over the world, ecco, quindi, lo so. quindi bene. Quindi... Anche la Juventus ha record scudetti, però vediamo, no, tante altre cose. Bene, non è detto che basti quello. Quindi vi salutiamo a fine anno 2022 per riaggiornare poi le notizie su quello che succederà proprio a inizio anno. Sì, purtroppo in questo momento non possiamo dire non posso essere più dettagliato, anche se ho tutte le informazioni del caso, ma è sicuramente tutto un cambiamento per migliorare, per essere sempre migliori. Però mi sembra di capire che aprendo prima il ristorante lei aveva fatto un po' una scelta comoda, nel senso che gestire anche un ristorante oltre le camere è più impegnativo, non so, pensava di fare diciamo che è stata tutta una storia che ha avuto delle dinamiche, per cui noi abbiamo capito che noi dobbiamo gestire l'albergo. Ecco, avere anche il ristorante insieme è sempre il relè con... Esatto, è bene averlo piuttosto che non averlo. E, per cui insomma diciamo che è tutto sulla strada giusta, tutto sta andando nella direzione buona, la città cresce, noi siamo cresciuti e diventiamo sempre più attraenti, abbiamo fatto un sacco di esperienze, per cui anche le colazioni, anche... poi noi vendiamo sonno, pulizia, insomma armonia, le colazioni, questo è quello che fa un albergo, per cui noi facciamo questo. Insomma, la colazione è comunque un pasto comunque da considerare, perché comunque viene anche messo comunque un costo, non so, di 30, 40, 50 noi lo diamo nella stanza, noi diamo tutto. Esatto, però è comunque, ecco, è un po' una colazione, se uno la fa al bar, effettivamente costerebbe frecce. Perché comunque noi viaggiamo su, io non so se posso darvi questi numeri, ma noi giriamo su una media di 10 euro a testa a colazione. I costi vostri, i vostri costi, no? Che è enorme, perché se uno va nelle catene, quando spendono 1,5 euro, 2 di media a colazione, già tanto. Noi spendiamo 10 euro di colazione a persona, di media, per cui, ma abbiamo fatto una scelta molto precisa. Qualunque cosa un ospite desideri è tutto gratuito. Non facciamo nessuna scelta di aggiungere robe a pagamento, nessuno. Quindi io vedo che c'è il toast. Noi facciamo tutto, tutti i salumi, pancette, c'è le centrifughe anche. Facciamo le centrifughe, le arance arrivano direttamente dalla Sicilia, fatto da un amico che fa una coltivazione di arance straordinarie. L'olio è il nostro, perché io ho un'attività a nord di Roma dove facciamo un olio straordinario, biologico. Di Roma è di Terbo? Sì, Arieti. Tra Roma e Arieti. Sa che il triangolo dell'olio è insomma sud della Toscana, purtroppo c'è
sono quei casi strani, un grande ristorante che magari da 2 stelle è passato uno quasi inspiegabile, la frotta di Rivodutri, che in provincia mi sembra di Rieti. Non lo conosco. Lo conosco. Io ho 400 piante d'ulivo e facciamo un olio. Da quello che so io, la mia esperienza che ho fatto con l'olio è sud della Toscana, Umbria, nord del Lazio. Questo è in collina, per cui abbiamo tutti, Si vede qui, certo, 5 matte di questo, che è quello che si serve poi. Ma noi sappiamo questo olio. Si serve a pranzo, si servono gli oli, dopo questo serviamo quest'olio. I 5 maestri. Non c'è una controetichetta. No, perché questo qui è un prodotto assolutamente artigianale. Questo è mio. Per cui noi ai nostri ospiti diamo il nostro olio, che è un olio biologico di altissima qualità, e si chiama i 5 maestri perché anche lì c'è dello storytelling. I 4 maestri, insomma, nella cultura generale vengono considerati Gesù, Socrate, Buddha, Confucio, e il quinto maestro siamo un po' tutti noi che lavoriamo intorno a quell'olio lì. Riusciamo a pareggiare questi? No, non ci riusciremo mai, ma neanche lontanamente. Però l'idea di essere nasce per sentimenti, per cuore, per amore, per passione, eccetera, eccetera, non per fare business. Il business poi cerchiamo di andare bene, ma io non faccio i conti, io spendo 10 euro, 8, 12 di colazione. A me l'importante è che i clienti siano contenti. Poi non cambia niente. Anche perché celebre ristoratore, albergatore di Milano Marittima Battani, che non c'è più, per qua è stato anche Gran Hotel di Rimini, insomma, ha mangiato male, magari a colazione, dice che ha dormito male, e quindi chiaramente la colazione doveva essere incredibile, chiaramente. Interessante. Lui considerava la ristorazione una piccola percentuale di quello che si può guadagnare con le lenzuola, lui diceva. Ah, ok. Ecco, effettivamente sono parole vere. Sono parole verissime, altro che, anzi, io le faccio mie. Bene. Quindi mi sembra di capire che ci sono delle buone prospettive, sì, e questo lo vogliamo dedicare a lei. Adesso si informerà su appunto Gino Veronelli, perché penso che abitasse, ci sia ancora qualcosa poco distante. Guardi, proprio da dove noi siamo. Io le racconto di più. Poi il fatto del gourmet, che le racconto di più per farle capire la destinazione di questo luogo e del perché nasce. Qui noi abbiamo un terreno che è nostro, e abbiamo fatto un progetto, abbiamo presentato il progetto alla Regione Lombardia, di cui abbiamo vinto il bando. Poi siamo rimasti incastrati nella storia del Covid, per cui abbiamo deciso un attimino di posticipare, ma si chiamerà I Giardini di Ermanesse. Perché? Perché Ermanesse, quando venne in Italia e venne a Bergamo e scrisse il suo famoso libro Mai Italienische Reisen, descrisse Città Alta da San Vigilio da qua sopra. Per cui noi abbiamo chiamato questo posto, che sarà un'area eventi che dobbiamo ancora finire di progettare e di far partire il progetto. Speriamo di farlo l'anno prossimo. Ma per dirle, tutto quanto si muove intorno a questo. Io poi sono molto sensibile di mia natura alla cultura e alla bellezza, perché io penso che se questo mondo si salverà sarà grazie alla cultura e alla bellezza. Per cui arrivederci.